Confusi o superinformati, truffati o corteggiati. Siamo noi, i consumatori, destinatari di ogni genere di offerta da parte di ogni universo produttivo, eppure così poco considerati nelle stanze del potere. Una piccola rivincita ce l'avremo questo fine settimana a Vicenza, dove avrà luogo il primo Festival dei consumatori. Una festa popolare predisposta come un evento diffuso sulla città che interesserà tutto il centro per mezzo di una rete di punti di presenza dislocati nelle piazze, negli edifici e negli esercizi commerciali. Con un incontro sulle tematiche di consumo più complesse, dall'energia alla telefonia, dalle bollette ai cibi OGM. Insomma, un primo piccolo passo per riavvicinare il consumo alla politica e far luce sul suo variegato mondo. Non è il Festival del consumo perché noi non spingiamo al consumo, anzi siamo per un consumo responsabile. Vorremmo che tutti fossero responsabili sia nell'offerta sia nella domanda, cioè il mercato fosse un fatto di soggetti responsabili. Il programma del festival propone 2 giorni di manifestazioni di forme e contenuti diversi, dal confronto culturale alle iniziative divulgative, dall'educazione al consumo all'espressione artistica. Spettacoli teatrali, perfino una rivisitazione corretta dei tarocchi, ma anche assaggini, stand energetici e momenti di approfondimento, seguendo l'ormai decennale impegno di tante associazioni di consumatori che nel loro e nostro primo festival possono ritrovare anche l'interesse comune di tante battaglie spese per i diritti dei più deboli. Noi ci occupiamo molto di servizi pubblici, per esempio il trasporto ferroviario, i pendolari, i problemi dei pendolari che riguarda la nostra regione come tutto il paese, il problema dei servizi sanitari, dell'accesso alle cure mediche da un lato, all'uso consapevole dei farmaci e i tempi della giustizia civile che spesso favoriscono, come dire, i soggetti che si approfittano dei consumatori deboli.